Ed ora due città, Napoli e Roma, per raccontare questo primo sabato dopo la fine del lockdown. In diretta alle nostre inviate, partiamo da Roma, Giorgia Cardinaletti. La fotografia che vi mostriamo arriva da Ponte Milvio, quartiere della capitale, dove si ritrovano soprattutto i più giovani per l'aperitivo. Potete vedere che ci sono molti controlli, difficile rispettare il mantenimento della distanza, diverse persone non hanno le mascherine, ma appunto ci sono i controlli proprio per far sì che al di là delle consumazioni si rispettino le norme. Anche Roma si avvia dunque a questo primo weekend dopo la fine del lockdown. Abbiamo visto come è andata in centro storico, ci siamo spostati anche al mare. Vediamo il nostro racconto. Questo è un nuovo sabato, ci abitueremo anche a questo. Un sabato nuovo per le vie del centro della capitale, ci si ritrova tra amici, si pranza all'aperto, tornano a popolarsi le piazze storiche. E essendoci più movimento già torna un senso di normalità. Turisti zero, quindi siamo solo noi qui di Roma. Piazza di Spagna, lo sfondo di questa fotografia che resterà in archivio. La scalinata è tutta per questa giovane coppia, disegnare immaginando il futuro tra timori e voglia di normalità. Molti negozi chiusi, questo è quello che colpisce di più, la ripresa è lenta. Però già l'importante è che si riprenda un po', ecco. Una città sospesa tra chi non rinuncia allo shopping e chi parte per il mare. Questa è la spiaggia di Fregene, c'è parecchia gente, qualcuno si sdraia in riva al mare, non osservando alla lettera le regole. Vedo le persone ancora molto confuse e non troppo sicure di quello da fare piuttosto che non fare. Per chi è rimasto in città ci sono i parchi, le ville, passeggiare all'aperto oppure una pedalata in risciò. Ma è un mezzo sicuro, stiamo al centro della strada, manteniamo le distanze di sicurezza e ci facciamo un giro per la città in questa dimensione così inedita. Andiamo allora a Napoli, nella